E dunque una super finale davvero coi fiocchi, questa dei 200 stile libero, naturalmente Federico Colbertaldo, specialista delle distanze più lunghe, primatista europeo degli 800, campione europeo dei 1500, campione italiano dei 4, degli 8 e dei 1500, qua dovrà trasformarsi un po' in sprinter per portarsi a casa una vittoria davvero difficile per lui. Intanto Marco Belotti ne approfitta 25,81 per il primo passaggio davanti a Michele Cosentino 26,09, Filippo Ton 26,13. Anche per Emiliano Brembilla una gara che si aprirà nella seconda parte. Emiliano Brembilla è il primatista italiano in vasca lunga di questa gara, il primato in corta di Filippo Magnini, il primato della manifestazione targato Cesare Sciocchetti 1,46,34. Filippo Ton, ancora gara d'attacco per lui come era stato nella gara individuale, si prende il primo passaggio a metà gara 53,67 contro Michele Cosentino che ci prova 53,80, Marco Belotti 53,99 in terza posizione. Naturalmente tutti siamo in attesa del ritorno di Federico Colbertaldo che già sta facendo valere la sua dote di fondista nella seconda parte di gara. Siamo ai tre quarti e si porta al comando Federico Colbertaldo, 1,21,60 per lui, Filippo Ton 1,21,77, ancora Michele Cosentino in terza posizione 1,21,92. Attenzione ad Emiliano Brembilla che sembra ora risalito in terza posizione, addirittura attacca la seconda piazza di Filippo Ton, prova ad attaccare anche Federico Colbertaldo che è ancora al comando, una gara tiratissima, Federico Colbertaldo davanti ad Emiliano Brembilla e Filippo Ton. Questo